Capita spesso che arrivino in studio delle mamme molto preoccupate perché nella bocca dei loro bambini vedono tantissime macchie nere e temono che siano carie. Come possiamo vedere in questa bocca di questa bambina, queste macchie nere sono delle discromie che possono spaventare un genitore perché sono anche molto evidenti. E non sono carie. Non sono carie, questo è molto importante. Sono delle black stain, si chiamano, sono delle discromie estrinseche, quindi sulla superficie dei denti, causate da dei batteri definiti cromogeni, ovvero che creano proprio discromie, queste colorazioni nere. Sono delle bande parallele al margine gengivale, però a volte le possiamo notare, in questa bambina un po' meno, nella superficie vestibolare dei denti e anche a livello dei solchi dei denti posteriori. Di conseguenza sì, alcune mamme, ovviamente meno esperte di salute orale, possono farsi ingannare e si preoccupano molto. Io vorrei rassicurarle perché queste discromie sono delle problematiche principalmente estetiche, sì, ma non sono delle lesioni. Quindi non viene creato un danno sulla superficie dei denti. Purtroppo questo tipo di discromie non riesce a essere eliminato da una normale igiene orale domiciliare, quindi il bambino lavandosi i denti non riuscirà a rimuoverle, hanno bisogno del nostro aiuto, di un'igiene professionale e soprattutto di una cura domiciliare a base di probiotici e dentifrici specifici per poter evitare anche la recidiva di questo tipo di, chiamiamole, macchie. Questo tipo di inestetismo legato a questi batteri ha una familiarità, però è stata evidenziata anche un passaggio dei batteri diretto e indiretto, quindi anche tramite gli spazzolini. Quindi vorrei ribadire di nuovo il concetto già sentito nelle scorse chiacchierate di asciugare sempre gli spazzolini e non tenerli a contatto, perché per esempio se il piccolo Mario ha una sorella Caterina che ha le black stain e Mario non le ha, il fatto che ci sia contatto per esempio tra gli spazzolini o uno scambio di forchette o di ciucci se sono più piccolini può portare a un passaggio di questi tipi di batteri che, ripeto, non sono una lesione però sono molto antiestetici. Il consiglio è fare sempre un controllo dall'odontoiatra, fissare un'igiene e seguire le indicazioni che verranno poi date per appunto evitare la recidiva.